Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. A tutti gli ascoltatori di Radio Conegliano e telespettatori. Noi volontari dell'ENPA siamo qui oggi a parlare sempre di un nuovo argomento interessante riguardante il mondo degli animali. Io sono Marta e oggi ho il piacere di essere accompagnata da Nicola. Ciao a tutti. Lui si occupa di organizzare eventi da parte dell'associazione in tutto il territorio di Treviso. Infatti l'argomento di oggi sarà proprio questo, gli eventi. Andremo a spiegare perché sono così importanti e anche a farvi una piccola introduzione su tutti quelli che verranno da qua a estate? Sì, circa, estate. Dai. Così vi prepariamo già quello da dove potete trovarci e in che condizioni, mettiamola così. Allora, gli eventi sono importanti per quanto riguarda l'associazione perché l'ENPA non ha fondi non ha fondi governativi, è una onlus. Infatti tutti i soldi che noi utilizziamo e raccogliamo per i nostri amici a quattro zampe ospitati nelle strutture sono tutti derivanti da fondi, da persone che condividono la nostra ideologia e questa nostra associazione e si adoperano per aiutarci a raccoglierli. Infatti noi tramite essi riusciamo a dar da mangiare, riusciamo ad ospitare tutti i nostri cani, gatti nelle strutture finché non trovano una nuova famiglia, riusciamo a pagare le spese veterinarie, riusciamo a fare tutto quello che serve per farli star bene in attesa di un'adozione. Tutti questi soldi noi riusciamo appunto a raccoglierli grazie a tutti questi eventi che permettono quindi di pagare tutte le spese che noi sosteniamo ogni anno per loro. Allora, comincerei a parlare degli eventi passati e degli eventi futuri, perché ne abbiamo 2 o 3, ecco, anche questo ad esempio che vedete nella foto è uno dei tavoli fatti a... Quello di prima era Paese, questo qui è Treviso invece. Perché non si tratta solamente di tavoli informativi dove potete trovare informazioni di tutte le specie, riusciamo anche a portare ogni tanto fuori dal canile dei cani proprio per farli conoscere e farci conoscere. Nicola, io ti do la parola, raccontaci un po' di cosa fai con questi eventi. Allora, intanto buonasera a tutti, o buongiorno a seconda di quando lo vedrete. Di quando lo vedrete. Allora, le immagini che stanno scorrendo adesso sono state fatte nei vari eventi che facciamo. Allora, quelle un po' più dove vedete più gente come questa è la festa del bastardino di Treviso, che è insieme alla festa del bastardino di Conegliano tra gli eventi più grandi che facciamo. Questo è un tavolo che avevamo fatto al centro commerciale La Castellana a Paese e aveva, oltre ad essere un classico tavolo, quindi portiamo gli animali, portiamo i gadget da vendere e altro materiale informativo, avevamo fatto anche una raccolta alimentare per raccogliere alimenti per i nostri cani e i nostri gatti. E nello specifico abbiamo fatto anche un cartello per questa raccolta alimentare e alcuni ci hanno donato anche del cibo per noi, si vede che avevamo un'aria particolarmente deperita e o non hanno letto particolarmente bene quello che abbiamo scritto. I tavoli li facciamo lungo tutto il corso dell'anno, sono preferibili ovviamente le stagioni primavera-estate per motivi climatici. E poi abbiamo 2 feste del bastardino che vengono svolte a fine maggio per quanto riguarda Treviso e il terzo weekend di settembre per quanto riguarda Conegliano. Questa è un'altra foto scattata in un tavolo che abbiamo fatto a Treviso, sarà un paio d'anni fa, guardando i cani che c'erano. E eravamo vicino in piazza Aldo Moro, che è proprio a fianco a Piazza dei Signori a Treviso. Tornando al discorso festa del bastardino, viene svolta appunto 2 volte all'anno, una volta a maggio a Treviso, quest'anno sarà, se volete già segnarvi in agenda, il 28 maggio in zona Bastione, che è dietro il Collegio Immacolata. Per chi frequenta poco Treviso è la stessa zona dove fanno Suoni di Marca.
Quella di Conegliano invece viene svolta in quello che i coneglianesi di vecchia data continuano a chiamare Piazzale Santa Caterina, che è sul Parco Mozart, e il terzo weekend di settembre in concomitanza con l'Expo. Dal punto di vista organizzativo, come si svolge la festa del bastardino? Dura tutta la giornata, grosso modo dalle 9 alle 18, per darci modo sia di preparare sia di poi riportare via tutto. E appunto portiamo la maggior parte dei nostri cani e dei nostri gatti a far vedere, quindi se volete conoscerli è un'ottima occasione per vedere sia quelli che abbiamo a Sarano sia quelli di Ponzano. E poi ci sono altri stand che vanno da... il buffet è uno di quelli che riscuote sempre successo, anche perché quel periodo inizia a far caldo, quindi la zona bar è sempre ben accetta. Ed è sempre vegetariano e vegano, giusto? Esatto. Quindi poi, se non le avete mai provate, questo sì. genere di specialità, Sì, qui sì, potrete sì, trovarle. Tutte fatte a mano da noi volontari. Esatto, abbiamo anche 2 cuoche tra le volontarie, quindi... Magari faremo parlare loro anche delle prossime Esatto. ricette. Magari. Sì, io proprio di cucina è meglio che non mi esprima niente, perché sono proprio la negazione. E, quindi cani e gatti naturalmente, i gadget che trovate sia alla festa del bastardino sia a ogni nostro tavolo, che ci permettono di finanziare, come diceva Marta prima. Buffet, poi un aspetto che c'è sempre è la presenza di istruttori cinofili a cui potete chiedere se avete qualche piccola problematica con il vostro cane e lui potrà darvi dei consigli e delle dritte in merito. Secondo me potete chiedere sia agli istruttori a seconda del problema, sia ai volontari, che considerate Siamo sia per quanto dai. cani e gatti hanno a che fare con un numero di animali tutto l'anno molto molto alto, e soprattutto rispetto alle persone non volontarie, chiamiamo, che hanno a che fare con il loro e quello dei propri amici, quindi qualche consiglio di sicuro ve lo sanno dare. Poi lo stand degli antimaltrattamenti non è da dimenticare, Esatto. che è sempre presente a ogni evento, perché anche qua cerchiamo sempre quanto più possibile di allargare tutta la nostra ramificazione per quanto riguarda il controllo degli animali che non sono tenuti come dovrebbero essere, quindi c'è sempre anche lo stand loro che garantisce assistenza a chiunque voglia, o comunque dà informazioni per chiunque voglia conoscere di più anche su quello che facciamo e su quello che proprio riusciamo a fare con il passato e futuro, proprio tutto quello che c'è da sapere sugli antimaltrattamenti. Poi abbiamo anche tutta una sorta di intrattenimento per i bambini, e per tutti gli animali. È anche un piacere poi rivedere, per te la sfilata che lascio parlare te, abbiamo anche proprio il ritorno di cani magari che sono stati adottati dall'EMPA, e quindi qui ci si ritrova e si vede proprio quanto è bello, è molto soddisfacente, perché si vede sempre come poi il cane arriva dopo che è stato adottato ed è stato in famiglia. Per quanto riguarda poi la sfilata, appunto, che allora, è la molto bella. sfilata si svolge più o meno sempre nello stesso modo, quindi la mattina raccogliamo le iscrizioni e il pomeriggio facciamo una vera e propria sfilata. Chiaramente la nostra è un'associazione che punta tantissimo, cioè in egual modo sia sui cani di razza sia sui bastardini, anzi chiamandosi Festa del Bastardino non possiamo ovviamente privilegiare quelli di razza, quindi le categorie non sono ovviamente chi ha il pedigree più rinomato o altro, mentre di solito è tipo cane più anziano, cane che si è distinto per l'aiuto al padrone, cane più simile al padrone, una categoria in cui si iscrivono in tanti, io non l'avrei mai detto. Oppure cane più simpatico, che in realtà di solito è la categoria di chi non ha voglia di iscriversi nelle precedenti, però Non diciamolo. è un segreto che forse non dovevo dirvi. Allora, facciamo una carrellata anche dei prossimi eventi che troverete, a parte la festa del bastardino, perché siamo ovunque, potete trovarci davvero ovunque. Allora, abbiamo il centro commerciale a Silea, Sia giusto? sabato Con i sia cani di domenica. Sarano. Quando è? Sia sabato 1 aprile noi di Sarano, e domenica 2 quelli del rifugio di Ponzano, quindi potete addirittura venire 2 volte e vedere cani diversi. Cani di diversi canili e anche gatti? No, perché è abbinata a una manifestazione legata ai cani che organizza il centro commerciale, quindi Solo cani. i gatti più avanti. Più avanti.
Poi molto spesso potete trovarci anche in giro per la città, proprio una sorta di passeggiata. Noi ne approfittiamo per portare fuori il cane dal recinto 2 o 3 ore in compagnia nostra, ci facciamo una bella passeggiata nel centro città, anche questo serve a raccogliere fondi, a farci conoscere. Ne abbiamo fatta una domenica scorsa, ne faremo un'altra domenica. Probabilmente il 23 aprile, che è la domenica, non quella di Pasqua, quella successiva. Per quanto riguarda attività all'aperto, come sono le passeggiate, vi consiglio di guardare sempre la nostra pagina Facebook, perché ovviamente è strettamente legata al meteo. Se piove non mi pare il caso di uscire con i cani in passeggiata, esatto. Ma neanche noi. Sarebbe la passeggiata del cane bagnato. Comunque, non c'è solo l'aspetto legato a noi che organizziamo eventi, a noi che proponiamo tutti i nostri tavoli informativi, a noi che proponiamo a voi i cani che stiamo adesso accudendo. C'è anche l'altra faccia della medaglia, l'altro aspetto che anche questo è molto utile, infatti noi approfittiamo appunto adesso che siamo qua per parlarne, di chiunque che abbia un'attività, che abbia un bar, che abbia anche una sorta di spazio, che vuole mettercelo a disposizione. Per questo genere di attività che noi proponiamo, oltre a essere bello ed essere utile proprio per tutto quello che noi facciamo, è anche una sorta di, non so come chiamare, una sorta di solidarietà, ecco, per quanto riguarda tutti i piccoli amici che noi abbiamo in canile. Davvero, se avete una qualche sorta di idea o proposta anche per le sagre paesane, ne abbiamo una a Farra di Soligo. Il 1° maggio saremo alla festa della fragola e dell'asparago di Farra di Soligo. Quindi se qualcuno appunto fa parte di organizzazioni di paese, vuole aiutarci anche tramite questo a farci conoscere, a permettere di mostrare tutti i nostri cani che adesso stiamo accudendo e che tutti sono in cerca di una famiglia dal primo all'ultimo, può in qualche modo contattarci, dopo manderemo sotto, potete vedere il numero e la mail a cui potete scrivere, a cui potete chiamare, che è la sua, esatto. Perché è lui quello che se ne occupa, quindi parlerete con lui. E detto ciò, se tu hai d'altro da aggiungere? Volevo raccontare di... Hai 2 minuti. 2 minuti, ok. Siccome hai detto iniziative proposte dai negozi della zona, e così volevo dire, ad esempio, l'ultima è stata al centro. A Corte delle Rose, in centro a Conegliano, dove, che è un'iniziativa nata e proprio ideata dai negozianti lì del centro, e si chiamava Coperte in Corte. L'iniziativa consisteva in questo: noi avevamo il nostro classico tavolo informativo, gadget e i nostri animali, e i negozianti avevano disposto per tutto il centro il centro di Corte delle Rose delle scatole dove raccoglievamo delle coperte. È stato un successo, anche perché era, penso, uno dei giorni più freddi di dicembre, era l'8 dicembre, quindi tanti hanno avuto modo di essere sensibili al tema davvero del freddo, una buona risposta. Nella nostra zona c'è davvero una buona risposta da tutte le persone, perché è una cosa che sta a cuore a molti. Quindi, detto ciò, noi vi salutiamo, ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi. Ringrazio ovviamente anch'io. Allora Nicola, è stato davvero un piacere averti qui con me oggi a parlare di questo argomento che è comunque, passa un po' inosservato, però in realtà ha davvero una parte fondamentale all'interno dell'associazione, quindi ti ringraziamo davvero tanto. Grazie. Spero di rivedervi qui anche la prossima settimana ad ascoltare sempre nuove storie sull'ENPA. Arrivederci. Ciao. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.